Una buonasera a tutti dalla Valle Lucca, immagini diretta qui al Palalido di Valdagno per la 10ª giornata di campionato Serie A2 Hockey Pista Girone A. Sta per iniziare il match di stasera dove la Y Sport Valdagno incontra Hockey Seregno. Le riprese a telecamera di Roberto Bauce, regia di Marco Zen e alla telecronaca con me Leonardo Zordan. Il Seregno è al quarto posto in classifica con 16 punti e arriva da una vittoria per 4 reti a 3 contro il Requaro, mentre la Y Sport Valdagno a 9 punti in classifica arriva da una sconfitta per 2 reti a 5 contro Mettecchio Precalcino. I direttori di gara sono Pigato Edoardo e Cuciniello Agostino. Le formazioni in campo. Partendo dal Seregno con il numero 12 il portiere Reggio Leonardo, col numero 3 Piazza Mauro, il capitano, col numero 2 Velasquez Santiago Ernesto, col numero 7 Tessarolo Riccardo, col numero 9 Lazzari Gioele, col numero 30 Vaghi Luca, col numero 33 Tremolada Marco, col numero 36 Febbo Edoardo, col numero 18 portiere Uboldi Lorenzo. Per la Y Sport Valdagno con il numero 25 Cunegati Giovanni, con il numero 2 Pasquale Enea, con il numero 3 Busato Alessio, con il numero 7 Cocco Mattia, con il numero 9 Vallortigara Nicolò, con il numero 10 di Giovanni Luca, con il numero 15 Chechetto Giulio, il capitano. Con il numero 24 Refosco Alessandro, con il numero 67 Nizzero Marco, con il numero 93 Crosara Pietro, coach Dario Rigo. Dunque qui al Palalido di Valdagno è tutto pronto, gli starting five, Seregno che parte con in porta è Reggio, poi il numero 2 Velasquez, Tremolada, Capitan Piazza, Lazzari Gioele. È iniziata ora la pallina, Valdagno risponde con Cunegati, Pasquale, Lex, Crosara, Refosco e Mattia Cocco. In questo momento pallina per Pasquale che serve Refosco, può iniziare a giocare Valdagno con subito attenzione adesso Mattia Cocco che poi non riesce a trovare il gancio. Allora ancora Valdagno in possesso di pallina con Refosco, ora serve Crosara dietro porta, poi l'intervento di Velasquez per far ripartire la formazione seregnese con Lazzari dietro porta che poi gira e serve per Marco Tremolada, un po' di spazio, prova ad accentrarsi, pallina per Piazza che era doppiato, in questo momento riesce a passare la pallina per Velasquez, anche lui dietro porta, poi tenta un'altra schiaccia, pallina alta, riparte Valdagno, gioca velocissimo un 3 contro 2 con Pasquale, tenta l'apertura per Crosara, ancora ora il 93, pallina per Pasquale, il tiro Lazzari con i pattini a negare la gioia, proprio l'ex Seregno. Allora può ripartire la formazione con Lazzari, a servire Marco Tremolada, poi ancora da Velasquez, Capitan Piazza pressato da Crosara, poi riesce a servire Lazzari, prova ad accentrarsi, la finta su Mattia Cocco, poi dietro porta prova anche lui ad alzare la pallina, Crosara a stoppare la conclusione di Lazzari, può ripartire Valdagno con Mattia Cocco, poi scivola per un momento ancora Mattia Cocco, la girata su Tremolada, si prova ad accentrare, penso un momento alla conclusione, poi Crosara per Refosco e adesso ancora Pasquale da lontano la sterzata, poi la pressione di Tremolada, scadono i 5 secondi, sarà punizione per Seregno con Piazza sul punto di battuta, vediamo se toccherà per Velasquez. Proprio così, pallina per il numero 2, ancora Marco Tremolada marcato da Refosco, serve Piazza, poi Gioele Lazzari, il blocco, poi la pallina dentro, la buona chiusura di Giovanni Cunegatti per Valdagno e ancora Seregno a far girare pallina velocemente con Tremolada, poi va sull'esterno, prova a mettere dentro la pallina, la conclusione di Lazzari che
è fuori misura, allora può ripartire Valdagno con Mattia Cocco, il blocco di Crosara, poi Cocco prova a servire proprio il 93, Valdagno in gestione di pallina con Crosara per Re Fosco, accompagnata, pallina che esce di un nulla dalla porta difesa da Reggio, ancora Crosara per Mattia Cocco, dietro porta il 7, poi Lazzari a disturbare, a riconquistare pallina, esce molto bene Velasquez dall'angolo, allora può puntare Fiazza, scusate, poi la chiusura di Re Fosco che esulta, adesso un 3 contro 3 con Re Fosco, carica al rovescio, la parata in pantaglia di un super, dall'altra parte Crosara a stoppare Lazzari, Tremolada, poi Pasquale a sporcargli pallina, ancora Crosara che poi serve Pasquale, a sua volta serve Re Fosco, poi l'intercetto di Tremolada, un po' di spazio, Tremolada accompagnata col guantone con i gatti a dir di no, adesso può puntare Re Fosco, accompagnata Lazzari a sporcare la conclusione per Valdagno, allora può ripartire velocissimo Velasquez, finta probabilmente a rovescio, poi il contatto con Pasquale, Valdagno può ripartire a un 3 contro 2 con Pietro Crosara, palla dall'altra parte, ancora Reggio che si oppone al tentativo di giro cross, se vogliamo, di Crosara, mentre Velasquez riesce a portare pallina di là dalla propria metà pista, finta la conclusione, poi il primo fallo di squadra commesso da Valdagno dopo praticamente i primi 5 minuti lo va a commettere Mattia Cocco. Sì, Leonardo, vediamo comunque una partita già accesa, cosa dici tu? Sì, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, entrambe le squadre vogliono fare la partita, ripartono molto bene in contropiede. Hanno già messo un po' di fisico anche su qualche ingaggio. Sì, tanto la conclusione di prima di Fiazza, risponde in pantaglia Giovanni Cunegatti, allora Mattia Cocco per Alessandro Re Fosco, poi ancora Enea Pasquale, adesso serve il numero 7, si accentra, guarda in mezzo, non trova a Crosare, allora preferisce andare da Re Fosco, poi Re Fosco per Enea Pasquale, ancora Re Fosco, Pasquale dietro porta, esce, passaggio per Mattia Cocco, ancora Crosara, 10 secondi al possesso per Valdagno con Mattia Cocco che si accentra, poi Pasquale, vediamo Valdagno prova a mettere dentro questa pallina con Re Fosco che poi tenta di tirare per riazzerare i 45, non c'è la deviazione di Reggio, allora può ripartire Seregno con Capitan Fiazza, l'intercetto di Pasquale, un 4 contro 3, Crosara, ancora Pasquale, la conclusione, Fiazza con i parastinchi a dir di no al numero 2 valdagnese, allora Fiazza prova a puntare proprio Pasquale, ancora Fiazza, pallina dentro, l'intercetto di Mattia Cocco, Velasquez poi si gira, riesce a servire Fiazza con i gatti nel proprio palo, a dir di no, intanto la giocata di Crosare a saltare Velasquez, poi torna indietro da Enea Pasquale, ancora Mattia Cocco, Dagno che prova a gestire pallina, salta molto bene Pasquale, poi ancora Mattia Cocco sulla conclusione, ancora Pasquale, pallina lì, Reggio in pantaglia a dir di no sul suo palo a Enea Pasquale, ancora Crosara per Mattia Cocco, la conclusione, i pattini ancora di Fiazza che si sta immolando su tutte le palline, il capitano di Seregno, ancora Crosara per Alessandro Re Fosco, il blocco di Mattia Cocco, poi Re Fosco preferisce tornare da Pietro Crosara, ora Re Fosco, poi Cocco, pallina dentro per Pasquale, a Reggio ad anticipare il passaggio, riparte velocissimo Velasquez, serve dall'altra parte Fiazza, poi Re Fosco a salvare tutto per Valdagno, grandissimo intercetto del giocatore ex roller Bassano, pallina, possesso di pallina sempre Seregno con Gioele Lazzari che adesso dietro porta, si ferma dietro la porta di Giovanni Cunegatti, prova ad uscire, anche lui tenta un alza e schiaccia, la parata di Cunegatti, poi sempre Lazzari, più lesto di tutto su una pallina lasciata lì, e ancora con Velasquez tenta una girata, poi sbaglia il passaggio, allora
Crosara stava per far passare una pallina in mezzo a due, pallina però un po' troppo lunga, non ci arriva Pasquale. Nel contrasto esce meglio Seregno con Lazzari per Velasquez. Velasquez per Capitan Piazza. Adesso la pressione altissima di Valdagno con Reggio che allontana la pallina, scadono i 5 secondi. Valdagno che riprenderà a giocare nel vertice basso con Crosara e Refosco sul punto di battuta, mentre c'è il primo cambio, esce Enea Pasquale, entra Alessio Busato col numero 3, Mattia Cocco e Refosco sul punto di battuta, mentre Pigato fa rispettare la distanza. Refosco, poi pallina lì, non ci arriva Mattia Cocco, poi Lazzari il più lesto di tutti, gira dietro porta, ancora Velasquez, serve Marco Tremolada, può accentrarsi il 33, finta al rovescio, poi ritorna da Santiago Velasquez, ancora l'intercetto di Busato, pallina che però schizza alta, ancora sempre il più lesto di tutti, è sempre il numero 9 Lazzari Gioele. Ora Piazza, spazio per la conclusione, la deviazione di Tremolada, poi va a commettere il primo fallo di squadra per il Seregno, pallina che si riprenderà con Mattia Cocco, che poi serve il neoentrato Busato, prova ad accentrarsi, poi Alessandro Refosco chiama a velocità il numero 7 in possesso di pallina per Refosco, il blocco, Refosco può provare la conclusione, cerca il primo palo, pallina alta, poi Tremolada a lottare sulla balaustra contro Crosara, la steccata di Tremolada, secondo fallo di squadra. Valdagno che adesso ha un'altra punizione dal vertice basso della gabbia difesa da Reggio. Valdagno che prova a giocare veloce, ma Pigato dice di aspettare, di giocare a pallina ferma. Crosara, poi Refosco, ancora Mattia Cocco, pressato da Lazzari, esce molto bene Mattia Cocco sulla buona pressione di Lazzari che poi recupera pallina. Lazzari poi pressato da Crosara dietro porta, Tremolada prova a girarsi, Tremolada non trova il tunnel su Busato. Ora Valdagno con il numero 3 che fa il giro della porta, poi prova ad accentrarsi, la chiusura di Santiago Velasquez, e allora fa ripartire la propria squadra, mentre c'è il primo cambio, entra Tessarolo al posto di Lazzari, con Valdagno che recupera palla con Refosco, poi prova a puntare, perde pallina, poi Crosara, il grandissimo intervento difensivo di Pietro Crosara, ancora Mattia Cocco, il blocco su Tessarolo di Busato, poi Cocco preferisce aspettare, giocare con calma. Refosco per Mattia Cocco, pallina per Busato, il blocco di Crosara, pallina dentro per Crosara, non riesce ad agganciare pallina, poi Tessarolo, pallina pericolosa di Capitan Piazza che Tessarolo non riesce a recuperare, poi allontana e Refosco salta Velasquez a un 4 contro 3, pericoloso per Valdagno con Refosco, la conclusione attraversa linea, pallina che non è entrata, poi Busato tenta una volée, palla che gli schizza alta. Qui Valdagno ha avuto la prima grande occasione, Luca. Sì, gran tiro di Refosco, peccato che non è entrata, perché sarebbe stato veramente un gran bel gol questo. Intanto riparte Mattia Cocco, prova a buttarsi Mattia Cocco, poi l'intervento del 36 è Febbo Edoardo, appena entrato anche lui, che poi Velasquez rischia una pallina, la giocata di Piazza dall'altra parte per Febbo, tenta il passaggio, la chiusura di Refosco, riparte Valdagno con Mattia Cocco in velocità, poi aspetta, c'è Refosco libero, lo osserva e tenta la conclusione di prima pallina che però gli schizza, poi Velasquez ad riuscire a recuperare palla alla sterzata di Piazza, poi non trova il passaggio per Febbo, allora può ripartire Valdagno con Mattia Cocco,
mentre è stato chiamato il time out da Seregno. Ora in possesso Valdagno con Mattia Cocco, per Pietro Crosara non si capiscono i due giocatori valdagnesi, poi Re Fosco che allontana pallina. Mattia Cocco preferisce lasciare scorrere, pallina che ritorna in possesso di Edoardo Febbo, adesso può puntare, poi servendo Tessarolo. Tessarolo prova a passare in mezzo a due, poi ritorna da Febbo. Velasquez, un po' di spazio, serve Tessarolo, il blocco, Tessarolo prova ad accentrarsi, il fallo di squadra commesso da Mattia Cocco, mentre c'è il time out chiamato da Giaroni Luca. Vediamo anche dalle altre piste. Tanto il replay sulla conclusione di Re Fosco attraverso la linea pallina che non è entrata, poi la volée che non riesce a trovare l'impatto giusto Busato. Sì, intanto dalle altre piste, sempre Serie A2, il Sandrigo sta conducendo 1-0 sul Trissino, mentre a Montecchio Precalcino ancora 0-0 contro il Roller Bassano. Nel girone B il Camaiore invece 2-0 conduce su Follonica e Viareggio Eboli 0-0. Primi minuti al Palalido con grande intensità da entrambe le formazioni, mentre vediamo come suona adesso la sirena per far rientrare i portieri. Per Valdagno Cunegatti, per il Seregno è Leonardo Reggio. Con Valdagno che effettua un altro cambio, fa entrare Nicolò Vallortigara. Allora è Velasquez sul punto di battuta, tocca per Febbo, poi Capitan Fiazza, poi la sterzata, pallina dentro a cercare Tessarolo. La buona difesa di Mattia Cocco che non permette di girarsi, poi il raddoppio, Valdagno che riesce a prendere pallina con Mattia Cocco, un po' di spazio, Mattia Cocco, la conclusione a cercare il primo palo, pallina che esce di nulla sulla sassata del numero 7 valdagnese. Reggio scusate, Tessarolo in possesso di palla per Fiazza, poi ora è Febbo per Velasquez, la conclusione è Re Fosco a murare, poi Busato, la piccadigna per saltare Tessarolo, poi Febbo che con un buon intervento poi prova anche la conclusione, la parata doppio intervento di Giovanni Cunegatti, mentre Mattia Cocco resta a terra su tanto rivediamo qui la conclusione di Febbo, la seconda di Fiazza, sempre con il gambale Gio Cunegatti a dir di no al doppio intervento di Seregno, mentre Mattia Cocco si rialza dopo il contrasto subito in precedenza. Pallina che sarà in possesso di Seregno con Fiazza sul punto di battuta, tocca per Tessarolo, poi il passaggio in diagonale per Febbo, poi Velasquez, ancora Tessarolo, la chiusura buona sulla sponda di Vallortigara, pallina che però è sempre in possesso della formazione bianco-verde con Febbo, la conclusione, la respinta, poi Vallortigara, la buona chiusura, il fallo commesso da Febbo è il terzo per Seregno, ancora Busato per Mattia Cocco. Mattia Cocco prova a puntare Fiazza, non lo fa passare, poi Busato si accetta la conclusione nel primo palo, cerca l'incrocio dei pali, pallina che però esce di un nulla, riprende palla a Tessarolo, poi lancia Velasquez che preferisce tornare indietro da Febbo. Velasquez, poi Tessarolo, ancora Capitan Fiazza,
la serie di blocchi di Seregno, con ora Velasquez che si accentra, la conclusione bassa col guantone, la parata di Giovanni Cunegatti, poi allontana pallina ed è sempre nelle stecche di Seregno, con Fiazza che finta al tiro, poi pallina che schizza verso le zone di Reggio. Il più destro di tutti è Tessarolo con la sterzata su Mattia Cocco, poi Fiazza, ancora Fiazza, prova a mettere dentro la pallina con la stecca, a toglierla Cunegatti dalla stecca di Velasquez, ancora Velasquez per Febbo. Febbo prova a girare dietro porta, poi serve Capitan Fiazza, poi di prima questo tiro spazzato pericolosissimo dalle zone di Cunegatti, ancora abusato, trova un po' di spazio in mezzo a due, non riesce a passare, riparte Febbo velocissimo, Febbo si allarga, poi Cunegatti con la stecca a fermare tutto, un 3 contro 2 con Re Fosco per Mattia Cocco, l'intervento irregolare e dunque sarà tiro di rigore. Rivediamo qui con Re Fosco che serve, poi Tessarolo, il bastone di Tessarolo su quello di Mattia Cocco, dunque a 10:34 Valdagno ha l'opportunità di passare in vantaggio. Coach Dario Rigo sul dischetto manda il grande ex Enea Pasquale, e dunque avrà l'opportunità di sfidare Leonardo Reggio. Per Pasquale in campionato sono 4 partite, 3 gol per lui, un rigore segnato e una punizione di prima segnata, dunque dal dischetto contro Reggio va col 100%, rigore segnato contro il Tricino, punizione di prima contro il Montebello per l'ex, proprio ex Seregno. Si prepara Reggio che rientra dopo aver pulito la propria visiera, allora si aspetta il fischio di Pigato, con Pasquale che col piatto proverà a sfidare Leonardo Reggio. Si posiziona il portiere di Seregno, parte Pasquale, finta la parata di Reggio, dunque la finta di Pasquale lo ipnotizza Leonardo Reggio che con una parata in spagnola nega il gol a Valdagno, tanto Busato che velocissimo, serve poi Mattia Cocco, Cocco che pensa alla conclusione, la prova ancora Reggio, poi va all'Ortigara, domestica una pallina complicata, Tessarolo, poi sterza su Pasquale, pallina per Velasquez, si accentra Velasquez, rovescio, pallina che Cunegatti non aveva visto partire, poi Pasquale sterza, pallina fuori da Busato, Busato serve Mattia Cocco, il blocco Cocco per Busato, finta poi il passaggio per Pasquale a domestica, prova ad alzarla, Pasquale non è entrata, poi va all'Ortigara, entra nella lunetta, Reggio ha tirato fuori una gran parata di Reggio, rivediamo qua, alza, schiaccia pallina lì, palo poi su Vallortigara. Sì, pallina che non entra per un soffio, proprio non voleva entrare. Sfortunato qui Valdagno sulla piccadigna tentata da Enea Pasquale, poi Reggio in allungo a dire di nuovo all'Ortigara, grandissima parata di Leonardo Reggio, ancora Tessarolo, poi per il neve è entrato Luca Vaghi, ancora Tessarolo, fuori da Febbo, poi Febbo tenta un altro schiaccia, va all'Ortigara, poi Febbo prova a piazzarla nel primo palo, pallina fuori di niente, poi Pasquale prova di velocità e di fisico, poi pallina che va da Vallortigara per Busato, Busato tenta, poi non si allunga un po' troppo la pallina, allora Vaghi può far ripartire il contropiede di Seregno, poi preferisce giocare dietro da Lazzari con la conclusione bassa, la grandissima
la parata di Cunegatti a dir di no a Gioele Lazzari. Ora Febbo, poi a tentare la deviazione Tessarolo, Mattia Cocco che preferisce poi servire a Pasquale, un po' di spazio per Pasquale, la conclusione bassa, Reggio non la vede partire, allora può ripartire ancora una volta Seregno con il numero 9 che poi rallenta per rifiattare un po', per far rifiattare un po' la formazione, con Vaghi che serve Tessarolo, poi Tessarolo prova ad accentrarsi, Tessarolo in mezzo a tre riesce ancora a tenere il possesso di pallina. Vediamo la sfida tra i numeri 7, la vince Mattia Cocco che ora fa partire, va all'ortigara alla conclusione Lazzari con il bastone a dir di no. Poi è Capitan Fiazza che fa una gran girata su Busato, Fiazza che gira dietro la porta poi a servire Gioele Lazzari, ancora spazio per il numero 9, Pasquale a sporcargli pallina, poi ancora Lazzari, ora Lazzari che riesce, Lazzari dentro col bastone Giovanni Cunegatti, poi il fallo commesso da Gioele Lazzari, mentre per Valdagno entra anche di qui Giovanni Leonardo e col 93 Pietro Crosara. Quando mancano 7:24 al Palalido di Valdagno siamo ancora fermi sul 0-0 con Pietro Crosara per Enea Pasquale, un po' di spazio, poi di qui Giovanni Luca per Crosara, Mattia Cocco, il blocco di Crosara, poi Luca di qui Giovanni, il 10 ex Trissino in possesso di pallina, mentre Valdagno c'ha Pasquale, poi Mattia Cocco, pallina dentro, ancora il solito Fiazza a intercettare tutto, poi Velasquez, Fiazza si divora il gol dell'1-0, non riesce a concludere, riparte adesso, ora è Luca di qui Giovanni, velocissimo è Santiago Velasquez, poi è un 3 contro 2, occhio perché intercetto di Mattia Pasquale, Velasquez lo atterra, è il fallo numero 5, aveva intercettato una grandissima pallina Enea Pasquale su, tanto Dario Rigo chiama timeout, abbiamo rivisto il replay dell'ottimo intercetto di Enea Pasquale che poi trova il quinto fallo di squadra contro Seregno. Intanto coach Dario Rigo prova a ridisegnare la propria formazione con questo team out, fa lo stesso Giaroni Luca nelle fila di Seregno. Intanto Leonardo, ricordiamo che la prima partita di andata fra Seregno e Valdagno è finita con pareggio 1-1. Qua l'intercetto di Enea Pasquale, intanto il Trissino ribalta la situazione, va avanti 2-1 sul San Rigo e il Montecchio Precalcino di Laga per 3-0 in casa contro il Roller. Valdagno che adesso può riprendere a giocare da poco meno della metà pista con Mattia Cocco sul punto di battuta. Dietro Crosara, poi Enea Pasquale, la conclusione di Pasquale, i parastinchi di Luca Vaghi, ancora Mattia Cocco, il rovescio, la deviazione di Lazzari, poi non riesce a domesticare, pallina dentro di qui Giovanni, pallina che gli arriva un po' saltando e non riesce a concludere in maniera efficace, poi la sponda gli gioca a sfavore e allora può ripartire Seregno con Lazzari, poi pallina super Vaghi, ora Vaghi sulla pressione di Pasquale,
mette intanto il giallo per Enea Pasquale. Allora Valdagno che va a commettere il terzo fallo di squadra a 5:40 e vediamo qui intanto la pallina che arriva saltando a Di Qui Giovanni, non riesce a trovare l'impatto giusto. Baghi sul punto di battuta per Capitan Fiazza, veloce per Velasquez, prova ad accentrarsi, rovescio, Baghi a cercare di trovare la deviazione, pallina che però è ancora in possesso valdagnese con Pietro Crosara per Pasquale, la sassata, pallina che non la devia nessuno e tanto la tenta, la schiaccia Di Qui Giovanni, poi Velasquez un po' di spazio, prova a prenderselo il 2, ancora tanto Lazzari, poi sul rovescio per un momento finta la conclusione, poi la pressione di Mattia Cocco, il gioco di prestigio, pallina in mezzo alle gambe per Gioele Lazzari, e ancora la pallina di Velasquez deviata dalle stecche valdagnesi con sempre Fiazza il più lesto di tutti, 10 secondi al termine, poi Di Qui Giovanni non riesce a mantenere la pallina in pista e allora quando mancano 7 secondi al termine dei 45 Seregno che c'ha una pallina con Fiazza che preferisce sparare su, pallina che però supera l'altezza consentita dal regolamento e allora Pigato riconsegna pallina a Valdagno con Cocco che gioca velocissimo per Pietro Crosara, ancora Mattia Cocco, poi Pietro Crosara, Leonardo Di Qui Giovanni, la pressione di Velasquez, poi Vaghi il più lesto di tutto a recuperare pallina per Fiazza, Mattia Cocco col fisico a non permettere il passaggio di Fiazza, poi Velasquez a recuperare pallina, ancora Luca Vaghi dall'altra parte, l'ottima chiusura di Qui Giovanni, poi Mattia Cocco sul passaggio di Crosara, ancora Pasquale, poi fenta per il momento la conclusione, ancora Mattia Cocco per Crosara, Mattia Cocco, spazio per la conclusione, la prova ancora Pasquale, la conclusione di Qui Giovanni per un soffio non trova la deviazione vincente e allora può ripartire con Capitan Fiazza, un po' di spazio il blocco, Fiazza si allarga, pallina dentro, Vaghi lo supera a lungo di Giovanni Cunegati a dire di no a Luca Vaghi, allora ancora Santiago Velasquez, poi Mattia Cocco con i pattini a far ripartire Valdagno, ancora Mattia Cocco la conclusione, Leonardo Reggio dall'altra parte, poi passaggio impreciso di Fiazza che si arrabbia con Velasquez, tanto l'intercetto di Luca Vaghi, la stecca di Mattia Cocco a fermare tutto, ancora il numero 7, poi prova a passare in mezzo a due con Velasquez e Cocco che cadono, poi è Luca Vaghi quando mancano poco meno di 3 minuti al termine del primo tempo con Fiazza per Lazzari, poi il taglio, la gran palla, inventa Gioele Lazzari, finalizza Capitan Fiazza e dunque è Seregno che passa avanti a 2:40 con la rete di Capitan Mauro Fiazza, il time out chiamato da Giaroni, guardiamo qua il taglio, mamma mia che pallina che ha messo Lazzari, l'ha vista solamente lui, poi con una mano riesce a trovare il pertugio giusto il capitano Mauro Fiazza che dunque a 2:40 porta avanti Seregno su un buon momento della formazione ospite che dunque riesce a passare avanti con il time out chiamato da Giaroni Luca per riposizionare Seregno in questi ultimi 2:40 con che dovrà gestire il vantaggio
Valdagno che deve cercare di trovare subito il pareggio. Entra intanto Alessio Busato per Enea Pasquale, con Di Qui Giovanni e Crosara sul punto di battuta. Sarà proprio Crosara per Di Qui Giovanni, prova la combinazione Crosara Di Qui Giovanni, poi Lazzari e Di Qui Giovanni tocca da terra con Velasquez che tocca per Lazzari. Ancora Santiago Velasquez per Marco Tremolada, poi Di Qui Giovanni a sporcare pallina, Busato a recuperarla per Valdagno. Ancora Busato prova a passare su Fiazza, poi Pigato che fischia, Valdagno che dovrà riprendere a giocare nel punto prestabilito, con Crosara per Di Qui Giovanni, non si capisce il 10, poi Velasquez, Crosara, adesso può andare Pietro Crosara, l'intervento di Fiazza regolare, poi Refosco a recuperare pallina e il fallo commesso da Fiazza. Tanto ancora Refosco per Busato, Refosco, poi Pietro Crosara prova a puntare Tremolada col fisico, Marco Tremolada a bloccare l'avanzata di Crosara. Ancora Crosara, c'è un po' di spazio, la conclusione rasoterra, non trova la deviazione di Qui Giovanni, si salva ancora Seregno e allora può ripartire con Mauro Fiazza per Lazzari, il sottogamba su Crosara, poi prestato da Di Qui Giovanni, alla meglio Gioele Lazzari. Ora il taglio di Velasquez, non ci crede abbastanza il numero 2. Ora Valdagno può ripartire con Refosco, Lazzari a far esultare la panchina di Seregno, poi la giocata di Lazzari, ancora fallo in movimento dato a Valdagno con Refosco col casco, la grandissima parata di Reggio, fa una gran parata a quel casco il portiere in maglia numero 12, poi Crosara pallina per Refosco, tenta il piazzato non trovando la porta, ancora Busato e poi la conclusione, la pallina che resta lì, Refosco la mette al lato ancora. Allora Gioele Lazzari per Velasquez che poi passa, Velasquez davanti a Cunegati, Velasquez col casco, la parata di Giovanni Cunegati, l'aspettava lì col casco la parata, tanto riparte velocissimo Valdagno con Refosco per Di Qui Giovanni e Reggio in allungo a sporcare pallina. Valdagno che ora prova a tentare di trovare il gol in questo primo tempo, con primo tempo che finisce così 0-1 per Seregno. Si conclude il primo tempo al Palalido di Valdagno, ricordiamo la rete a 2:40 di Mauro Fiazza che per il momento decide l'incontro. Ci ritroviamo tra una manciata di minuti, non cambiate canale qui dal Palalido di Valdagno.
Dunque tutto pronto qui al Palalido di Valdagno per ricominciare questo secondo tempo. Ricordiamo la rete di Mauro Fiazza, 2 minuti e 40 al termine del primo tempo. Rivediamo intanto qui la rete proprio di Fiazza, Valdagno che deve inseguire Seregno che in questo secondo tempo riparte con Reggi in porta, proprio Fiazza, poi il numero 36 è Febbo, Marco Tremolada e Lazzari con Cunegatti in porta per Valdagno, Busato, Cocco, Crosara e Nicolò Vallortigara. Dunque si ricomincia a giocare qui dal Palalido di Valdagno con Busato che adesso deve allontanare pallina per evitare l'infrazione col recupero palla proprio di Fiazza, serve per Febbo, poi Fiazza, la pressione alta di Crosara, Busato intercetta la pallina del capitano di Seregno con Crosara, adesso raddoppiato anche da Febbo, poi il recupero palla di Febbo, poi scivola, allora Valdagno può ripartire con Alessio Busato, poi preferisce aspettare e giocare da Mattia Cocco. Crosara, Busato, poi ancora Pietro Crosara, si accentra, poi rovescio, pallina nel primo palo, alta di un nulla, 7 secondi al termine, la pressione di Seregno che tenta di rubare pallina a Valdagno, riesce con Gioele Lazzari, ora riparte il numero 9, poi una piccadigna che non gli riesce e allora ancora è Piazza per Gioele Lazzari, Mattia Cocco non riesce ad affondare il colpo, poi piccadigna, pallina debole ma che stava per impensierire Cunegatti con Mattia Cocco che sterza, poi serve ancora Alessio Busato, può andare il numero 3 per Nicolò Vallortigara, ora Mattia Cocco spazio per il tiro, poi preferisce ritornare da Pietro Crosara, la pressione alta di Tremolada, poi Mattia Cocco, pallina dentro per Vallortigara, poi terza per Crosara, ancora Vallortigara, la buona chiusura di Tremolada che poi perde pallina, ancora 7 secondi al termine della conclusione con Crosara, deve provare a tentare la conclusione, pallina al lato di niente, poi la deviazione di Vallortigara che mette alta la pallina. Mentre approfittiamo per salutare Paolo Virdi, telecronista appassionato di hockey e non solo di Seregno, un saluto, ciao Paolo. Tanto riparte velocissimo Fiazza, poi serve Marco Tremolada per Lazzari, Tremolada, Cunegatti, ancora Tremolada, poi da terra Tremolada. E allora riprenderà a giocare Valdagno dal vertice basso, mentre Pigato a sistemare la porta di Cunegatti, e poi un cenno di intesa tra Tremolada e Cunegatti con Busato sul punto di battuta, serve per Mattia Cocco, può un po' di spazio il 7, poi pallina per Vallortigara anticipato da Lazzari, poi la sterzata di Gioele Lazzari, può andare a un 3 contro 2 per Seregno con Piazza, pallina dentro, clamoroso, Febbo non trova l'impatto del 2-0, poi il blocco irregolare di Tremolada ravvisato da Edoardo Pigato, diventano 7 per Seregno e intanto Alessio Busato, poi in velocità la chiusura di Capitan Fiazza, poi la stecca di Tremolada, poi Fiazza, Crosara a sporcargli pallina, la pressione del 93 su Lazzari, Valdagno in pressione, poi riesce ad uscire con Febbo per Gioele Lazzari e è costretto ad allontanare la pallina, poi Vallortigara, può ripartire Valdagno con un 4 contro 3, sbagliato il passaggio, lo stop di Cocco, allora riparte velocissimo Gioele Lazzari per Marco Tremolada, un po' di spazio, Tremolada, pallina dentro, poi Fiazza che non riesce a concludere per la difesa di Busato,
Mattia Cocco sterza, scusate, Pietro Crosara sterza, poi a servire Vallortigara, la sponda che li gioca da nemico, poi Vallortigara la chiusura di Fiazza che poi fa esultare la propria difesa, poi è Febbo, prova ad accentrarsi Febbo, marcato da Crosara, ancora capitano Mauro Fiazza, forse poi la conclusione, pallina che non trova la deviazione di nessuno e allora Crosara che riesce a recuperare palla, un po' di spazio Crosara, pallina per Mattia Cocco, sbagliato ancora il controllo da Valdagno, poi riparte Gioele Lazzari, finta alla paratissima, questo è un miracolo di Cunegati, poi il fallo, il doppio fallo di Crosara, rivediamo qui, finta accompagnata con la spallina, fa una gran parata il numero 25 valdagnese, che dunque tiene ancora il risultato fermo sullo 0-1 in favore della formazione ospite, formazione allenata da Luca Giaroni. Può riprendere Velasquez dal punto prestabilito da Pigato, tocca per Fiazza, poi è ancora lontano da Tessarolo che fa il suo primo ingresso in questo secondo tempo, la deviazione di Velasquez, Mattia Cocco poi sbaglia a girarsi, perde palla, Velasquez prova ad alzarla, Velasquez trova il gol ma viene annullato da Pigato, gioca, riparte veloce Valdagno con Mattia Cocco, dunque Seregno che aveva trovato il gol del 2-0 ma annullato da Pigato per il contatto ravvisato tra Velasquez e Busato. Allora Crosara per Vallortigara, lascia lì Velasquez, il più veloce di tutti a capire prima di tutto tutti, poi Tessarolo, gran pallina dall'altra parte, l'ennesimo miracolo di un super Giovanni Bovo, di Giovanni Cunegati, scusate, poi pallina a 2 secondo Pigato, Crosara e Fiazza sul punto di battuta, la meglio il 93 valdagnese per Pietro Crosara, adesso Mattia Cocco, Pietro Crosara, il blocco di Mattia Cocco, Crosara prova ad andare, pallina per Mattia Cocco, poi Velasquez a spostare pallina e Fiazza a recuperarla, poi servire Gioele Lazzari mentre Rigo prepara un doppio cambio per le proprie fila, ora Mattia Cocco fa ripartire un 3 contro 2, Crosara, ora Vallortigara, poi scivola in area di rigore, pallina da Busato, chiamano la conclusione i giocatori di Valdagno, pallina che è sporcata da Tessarolo che poi la riconquista servendola però involontariamente a Alessio Busato, ancora il numero 3 valdagnese per Mattia Cocco, per Crosara, intercetta l'argentino Velasquez, per lui primo anno qui in Italia, e ancora il numero 2 che poi serve Tessarolo che protegge bene su Busato, poi si dimentica pallina, un 3 contro 2 per Valdagno con Crosara, Busato, Mattia Cocco, Valdagno che ancora sbaglia l'ultimo tocco, poi è un super Leonardo Reggio in pantaglia con il gambale a dir di no a Mattia Cocco, e allora Seregno che riparte, la sponda non li gioca a favore, poi Crosara, secondo palo, non trova quello che sarebbe stato un Eurogol Mattia Cocco, un 2 contro 1 dall'altra parte nel primo palo, Tessarolo non trova la porta, per fortuna i valdagnesi, con il ne è entrato Luca Vaghi per capitano Fiazza, poi ancora Tessarolo, Fiazza, ora passaggio sbagliato, allora Crosara che prova a portare su la formazione valdagnese, Mattia Cocco, mentre richiamato Velasquez, tutti e due, doppio cartellino blu per Vaghi e Luca, Vaghi e Pietro Crosara. Rivediamo qui le smanacciate tra i due che si sono giocati entrambi proprio su questo palquet l'anno scorso, le finali nazionali under 23 con il Seregno che è uscito in semifinale della
Coppa Fiesr, possiamo definirla un po' la Coppa Italia. Valdagno che perde la finale ai rigori contro Breganze, una partita sicuramente un po' storica per come si era messa. Adesso è un 3 contro 3 con pallina che esce, sarà in possesso di Valdagno. Pallina che è scesa negli spogliatoi, Pigato chiama di far entrare la seconda pallina. Allora Valdagno può riprendere a 17-23 dal termine, con Mattia Cocco per Refosco. Poi ancora l'ex giocatore del Roller Cornedo per Refosco, ancora Vallortigara. Valdagno che prova a fare un giro a 3 senza la punta, poi Refosco in velocità, accompagnata, pallina fuori di un nulla. La conclusione di Alessandro Refosco. Poi è ancora sempre Mauro Fiazza dentro, Vallortigara come una molla si rialza, poi Tessarolo e Mattia Cocco a sporcargli pallina, gira ancora a lottare Mattia Cocco, bravissimo il numero 7, poi Cocco tenta il piazzato, e ancora Fiazza al taglio di Cocco. Refosco spazio per la conclusione, la prova in questo momento in pantaglia Reggio senza troppi problemi a negare il vantaggio a Valdagno. Intanto la giocata dell'argentino Velasquez, poi non serve Fiazza, preferisce giocare da Tessarolo, ancora Santiago Velasquez e poi è Tessarolo con Fiazza. L'intercetto di Vallortigara, può ripartire Valdagno, un 2 contro 2. Refosco poi preferisce aspettare, passaggio che non passa, poi Refosco un po' di spazio, Vallortigara a Reggio, miracolo a negare l'1-1, ne ha tirato fuori un'altra, un super Reggio, mentre cambia Seregno, esce Fiazza, entra il numero 36 Febbo Edoardo. Ancora Santiago, intanto qua rivediamo, no, con Refosco per Mattia Cocco, entra Busato per Valdagno, Cocco che perde una pallina, Febbo prova a ripartire, il gancio di Febbo, poi dietro porta aspetta, poi esce e ancora è Velasquez, mentre si ritorna a giocare 4 contro 4, la girata, il gol di Edoardo Febbo, lascia sul posto il proprio difensore, accompagnata nel primo palo, non può niente Giovanni Cunegati. Seregno che a 15-18 si porta avanti, rivediamo la girata, il passaggio di Santiago Velasquez, lascia sul posto Refosco, accompagnata sotto l'incrocio dei pali, imparabile per un super fino a questo momento Giovanni Cunegati. Allora Seregno che si porta sul doppio vantaggio, timeout chiamato da coach Dario Rigo, che deve provare a cambiare qualcosa in questo avvio di secondo tempo, mentre ricordiamo, per chi anche non seguisse l'hockey da tanto, come il Seregno nella stagione 89-90 abbia vinto una World Cup e nel 90-91 uno scudetto storico per Seregno, mentre dalle altre piste il Sandrigo perde per 1-0 in casa per 1-3 scusate, in casa contro il Trissino. Il Montecchio Precalcino è ancora avanti di 3 per 4-1 sul Roller Bassano. Mentre per Edoardo Febbo questo è il terzo gol stagionale. Riparte a giocare Valdagno con Enea Pasquale, poi non trova Mattia Cocco, Velasquez il più veloce di tutti, poi però con il fisico, i centimetri di Pasquale a recuperare palla. Busato velocissimo, prova a buttarsi dentro Busato, poi Febbo, proprio l'autore del gol, che ferma Busato, pallina che ritornerà verso Valdagnese. Pigato chiama di
riprendere il gioco al proprio fischio. Arriva ora con Mattia Cocco per Re Fosco. Ancora Enea Pasquale, Mattia Cocco, spazio per la conclusione, la finta, poi Busato, ancora Mattia Cocco, sterza Cocco, poi serve Alessandro Re Fosco. Enea Pasquale, accompagnata, pallina fuori misura, e allora può ripartire Tessarolo con la pressione altissima di Mattia Cocco. Tessarolo poi per Luca Vaghi. Vaghi può accentrarsi, serve poi Santiago Velasquez. Ora Febbo per Velasquez, di prima per su Luca Vaghi. Sarolo, mentre cade Febbo, non c'è niente per l'arbitro. Pasquale a pressare il numero 7, poi riesce a passare in mezzo a due, poi Pasquale a recuperare palla, poi aspetta, carica la conclusione, Vaghi con i parastinchi, poi pallina messa in mezzo, Re Fosco non arriva per la chiusura di Febbo. Allora Alessio Busato può provare a puntare, poi ne ha Pasquale. Busato, poi Alessandro Re Fosco si accentra, la conclusione, la respinta di Santiago Velasquez, che poi con calma poi accelera Velasquez, rovescio, pallina che resta lì, non è entrata. Mattia Cocco l'ha tirata fuori dopo la respinta di Giovanni Cunegati. Ora Valdagno si salva col numero 7, che praticamente tira fuori una pallina che sembrava quasi dentro ma non ha varcato la linea, mentre Busato per Pasquale, c'è spazio per la conclusione. Reggio, Leonardo Reggio in pantaglia a negare il gol, poi occhio perché Pasquale perde pallina dentro, non è entrata, pallina che sbatte sull'incrocio, non è gol, mentre protesta Seregno. Valdagno continua a giocare con Mattia Cocco per Busato, ancora Mattia Cocco, mentre le proteste eccessive, cartellino blu a Velasquez. Valdagno che adesso avrà 2 minuti in power play, mentre rivediamo qui la pallina che sbatte sull'incrocio dei pali, almeno dalla nostra prospettiva, dalle nostre angolazioni non ci è sembrato gol. Poi sicuramente Pigato avrà potuto vedere meglio e ha decretato che la pallina non è entrata, mentre Valdagno ha ancora per la prima volta 2 minuti in power play. Qui intanto rivediamo la conclusione di Velasquez. Valdagno che adesso deve provare a sfruttare il 4 contro 3 con Crosara, prova a girare Crosara, pallina per Mattia Cocco, scusate, pallina alta, poi allontanata da Fiastra. Vaghi prova ad accelerare Mattia Cocco, e allora Valdagno che può ritornare a manovrare il proprio power play con Busato per Pietro Crosara. Crosara marcato da Lazzari, poi Mattia Cocco, ancora Mattia Cocco, Crosara prova a buttarsi dentro nel primo palo, il colpo di Reni di un super Leonardo Reggio a negare il gol del 2-1 a Valdagno. Allora ancora Crosara, che la pressione di Lazzari dietro porta, poi Mattia Cocco, conclusione, pallina fuori, e dunque sarà un ingaggio a 2 dopo la conclusione di Mattia Cocco fuori dallo specchio della porta, difesa da Leonardo Reggio. Crosara e Lazzari sul punto di battuta. Re Fosco, Mattia Cocco,
Re Fosco sterza, Cocco, poi Busato, Cocco, Busato ancora Mattia Cocco, conclusione, la respinta di Vaghi che poi fa risultare la propria panchina. E ora può ripartire Lazzari, rovescio alto, poi pallina che esce, sarà in possesso Valdagnese, mentre il coach Dario Rigo va a dare spiegazioni a Mattia Cocco. Allora pallina che sarà in possesso Valdagnese con Busato per Mattia Cocco. Valdagno che deve provare a trovare il gol del momentaneo 1-2 con Busato per Mattia Cocco. Cocco, Reggio ancora una volta a dir di no a Mattia Cocco, l'ennesima parata di una super prestazione di Leonardo Reggio. Ora Busato, spazio, Crosara la mette fuori di un nulla. Ora Fiazza prova su Re Fosco, velocissimo il giocatore valdagnese che allora porta su Valdagno. Scadono ora i 2 minuti di power play per Valdagno, si torna a giocare un 4 contro 4 con Febbo che alza la pressione, poi Cocco serve Busato, ancora Mattia Cocco, Alessandro Re Fosco, la conclusione al lato, colpisce Fiazza, poi scuote la testa dolorante, pallina dentro, Busato non trova la deviazione vincente, poi pallina ingaggio, sarà ingaggio a 2, mentre entra Nicolò Vallortigara, chiama time out Luca Giaroni per sistemare Seregno. Valdagno che non riesce a sfruttare quindi questa occasione e il risultato rimane 2-0 per il Seregno. Dalle altre piste intanto il Trissino conduce 4-2 con il Sandrigo, mentre il Montecchio Precalcino 4-2 sul Roller Bassano. e 52 al termine di questo secondo tempo, dove Seregno è avanti per 2-0. Ricordiamo nel primo tempo il gol di Mauro Fiazza, nel secondo il gol è di Edoardo Febbo a 15-17. Valdagno che a 9-52 deve provare a cambiare questo secondo tempo, questa partita, con ingaggio a 2 dove Crosara va a lottare con Gioele Lazzari, poi a Re Fosco la conclusione ribattuta, e allora ancora Crosara, serve poi Busato in velocità, supera Febbo, Crosara dentro, il gol di Nicolò Vallortigara, gioca semplice la formazione di Dario Rigo alla prima disattenzione di Seregno, il gol del numero 9, il gol di Nicolò Vallortigara. Rivediamo il replay. Crosara che si porta a 2 uomini, poi serve Nicolò Vallortigara, per lui è il 4º gol in campionato. Dunque avevamo proprio detto Valdagno deve cercare di cambiare qualcosa, lo fa con Nicolò Vallortigara. Riapre quindi la partita del Valdagno. E allora adesso con Febbo, ora poi tiro diretto per Seregno, secondo piegato, l'infrazione commessa da Re Fosco era una chiara occasione da gol. Allora adesso vediamo con Cunegati che chiama di sistemare la visiera, mentre per Seregno è Gioele Lazzari che si incarica dai 7:40 a 9:19 di riportare Seregno sul doppio vantaggio.
Si prepara l'ex giocatore trisinese Gioele Lazzari. Gioele parte Lazzari, poi Lazzari, la parata sulla respinta, il gol che fa esultare anche i sostenitori venuti da Seregno. Il gol di Gioele Lazzari sulla punizione di prima, rivediamo, sembrava aver perso la pallina, poi lì la pallina bassa la parata, se la sposta, la alza e supera Giovanni Cunegati, è 3-1. Crosara poi per Busato, Valdagno che dunque sembrava aver trovato momentaneamente il gol del -1, che Lazzari riporta tutto sul +2 per Seregno. Valdagno che gioca con Refosco, poi Alessio Busato, conclusione, si immola Febbo, poi Vaghi, Refosco a bloccare tutto. Crosara, pallina un po' corta, poi Vallortigara riesce a mantenere il possesso di pallina per Valdagno, la perde sul doppio intervento di Lazzari e Febbo, e poi deve uscire per la pallina subita, poi Fiazza che subisce l'infrazione dei secondi, e allora Valdagno che dal vertice basso può riprendere a giocare, mentre Pigato a parlare con Giaroni. Valdagno con Vallortigara e Refosco sul punto di battuta, in possesso il giocatore numero 24. Era uscito Vallortigara, preferisce giocare da Busato, poi ancora Nicolò Vallortigara, Refosco, pallina dentro, Vallortigara si gira a Reggio, ancora una volta un insuperabile Leonardo Reggio a negare la rete a Nicolò Vallortigara, la doppietta personale. Poi Velasquez fermato da Crosara, Refosco basso, l'ha bloccata lì, ancora una volta sulla conclusione bassa di Refosco, rivediamo qui, pallina bassa, Reggio non se la fa scappare, la tiene lì, dunque è ancora 1-3 con Crosara per Nicolò Vallortigara, prima lo fa di piatto, poi glielo esce, 2-3 Valdagno, con ancora la deviazione sotto porta di Nicolò Vallortigara in Velcal, 93, finalizza il 9 da puntero, da bomber puro. Vallortigara non si fa trovare impreparato, sfrutta l'occasione, e allora è doppietta di Nicolò Vallortigara in questo secondo tempo. Valdagno che prova a farsi sotto a 7,50, ci chiede la formazione di Dario Rigo con Fiazza, mamma mia, ci è andato vicinissimo ancora Santiago Velasquez, poi Busato per Crosara, ancora Alessio Busato, prova a puntare il 3, lo ferma al 2 argentino, poi il fallo numero 6 commesso, da Valdagno, che dunque concede una punizione nella metà pista di Seregno, con Fiazza che tocca per Lazzari, poi Marco Tremolada appena rientrato il 33, poi il tunnel di Fiazza, Vallortigara lo ferma sulla sponda, allora può giocare Seregno con Tremolada, pallina per Fiazza, gliela sporca Vallortigara, poi pallina in possesso ancora di Seregno, esce Busato, entra Mattia Cocco, ora vediamo Velasquez, poi gioca dietro da Gioele Lazzari, Marco Tremolada, poi Rigo chiama la pressione valdagnese che riesce a riconquistare pallina con Vallortigara, Refosco, Crosara, Cocco e Cunegati per Valdagno,
sono questi 5 giocatori agli ultimi 6 minuti e 56 contro Reggio, Tremolada, Lazzari, Velasquez e Piazza. Pallina sbagliata da Vallortigara con Valdagno che subisce l'infrazione dei 5 secondi. Tremolada per Velasquez, ancora Gioele Lazzari, poi la conclusione, pallina che era passata, fa la barba al palo ma non entra. Allora si salva Valdagno, può ripartire con Refosco per Nicolò Vallortigara, poi dietro porta da Pietro Crosara, c'ha spazio il 93, Reggio a sporcare pallina, a impedire la piccadigna al fantasista valdagnese, poi lì accompagnata, piazzata bene ma un po' debole Reggio col manone ad allontanare, poi Crosara ad averla meglio. Velasquez il più veloce di tutti, tocca Pigato, Valdagno che potrà riprendere a giocare quando ha ancora 41 secondi al termine della propria azione. Mattia Cocco, Vallortigara, spazio, rovescio, pallina larga, poi Piazza blocca il passaggio di Mattia Cocco, scusate, Tremolada, poi dentro il miracolo, se l'è quasi ritrovata di Cunegatti che poi chiede più attenzione alla propria difesa, mentre Valdagno rischia di perdere una pallina sanguinosa, ma Mattia Cocco recupera e allora può far ripartire Pietro Crosara per Mattia Cocco, si accentra Cocco, spazio per la conclusione, poi serve Refosco, Crosara, l'intervento di Velasquez su Vallortigara. Allora Lazzari per Tremolada, poi alla meglio sul rimpallo con Mattia Cocco, ancora pallina che passa, la fa passare Tremolada, poi Piazza, spazio, gioca da Gioele Lazzari per Santiago Velasquez, poi Crosara prova a lottare, gioca dietro quando mancano 10 secondi al termine dell'azione con Velasquez, c'ha spazio, finta Velasquez, giocata, poi Cunegatti a respingere la conclusione e riazzerare i secondi. Marco Tremolada, la sterzata, Tremolada la mette fuori Marco Tremolada, Valdagno che può ripartire con Refosco, Velasquez a recuperare pallina, il giallo a Velasquez per simulazione, questa è la decisione di Pigato. Entra intanto Luca Di Qui Giovanni mentre rivediamo la grandissima azione, il dribbling su Crosara, poi davanti a Cunegatti non riesce a superarlo. 4:21 al 4:19 al termine, ancora Valdagno c'ha poco più di 4 minuti per provare a trovare il gol del pareggio con Pietro Crosara per Refosco, ancora il 93, vuole prendere spazio Crosara, poi è entrato Luca Di Qui Giovanni, Refosco, Mattia Cocco, Refosco, poi si accentra accompagnata, sporcata da Piazza, poi Lazzari prova a passare dietro porta, la pressione di Valdagno con Velasquez in pantaglia, ancora un super Giovanni Cunegatti, poi Crosara, ma Velasquez lo ferma in maniera pulita. Allora Mattia Cocco, si accentra Velasquez a sporcare pallina, poi recuperare pallina, va ora Santiago Velasquez, poi Lazzari, Tremolada, scusate, Velasquez, Piazza, ancora Gioele Lazzari,
Lazzari, poi occhio alla pallina lì con pallina che fa la barba al palo, poi di qui Giovanni a 3 minuti dal termine per Mattia Cocco, poi è Refosco, blocco Refosco, pallina a cercare di qui Giovanni, ferma tutto un super Fiassa, poi Fiassa la giocata con Gatti a respingere, poi Fiassa si mangia il gol del 4-2. Ancora Valdagno con Crosara per Refosco sul guantone, però la conclusione allora Velasquez, poi sterza, preferisce tornare dal proprio capitano che di prima per Lazzari, mentre si alza il coro Seregno qui al Palalido con Lazzari in possesso di pallina, tenta passare in mezzo a due, ce la fa per un momento, poi Mattia Cocco in possesso di pallina, va Cocco, Refosco sbaglia la passaggio, occhio perché Tremolata e Lazzari, poi il gol di Gioele Lazzari che a 1:42 forse mette la parola fine a questo incontro, la conclusione che non lascia scampo a Giovanni Cunegatti sotto la traversa. Riguardiamo qui Valdagno sbilanciato, poi conclusione gol, non riesce a respingere il portiere valdagnese, allora a 1:42 Seregno scappa nuovamente sul +2, mentre coach Giaroni Luca chiama time out, esce Crosara, entra Enea Pasquale. Valdagno che dunque per la quinta volta si ritrova dal centro di metà pista. Ne ha Pasquale. Poi Fiazza la giocata per Tessarolo. Trova Tessarolo raddoppiato. Poi l'ottavo fallo commesso da Enea Pasquale, l'ex di turno. Tremolada dietro porta, Pasquale provare ad alzare una pressione che però Tremolada gioca fuori da Lazzari. L'intercetto di Pasquale che poi subisce il nono fallo a 1:08 dal termine. Valdagno che gioca per Mattia Cocco, sbaglia lo stop, allora Tessarolo, Refosco recupera palla, ultimo giro di lancetta, il Palalido di Valdagno con di qui Giovanni dietro la gabbia di Leonardo Reggio, ancora recupera palla a Lazzari, marcato da Pasquale in questo derby anche triscinese, dei giocatori provenienti da Trissino. Pallina che a 34 secondi sarà in possesso valdagnese dalla zona più o meno di centropista. Mentre pallina che viene rimessa ora in campo, bisogna battere dal punto prestabilito da Edoardo Pigato e allora
Mattia Cocco per Pasquale, la conclusione di Pasquale, la deviazione che poi esulta, un super Mauro Fiazza. Ora pallina che va nella curva sud, sarà in possesso di Valdagno a 29 secondi dal termine. Ora Mattia Cocco per Di Qui Giovanni, poi Re Fosco, spazio per la conclusione. Reggio senza troppe preoccupazioni, ancora Mattia Cocco dall'altra parte per Re Fosco. Reggio prende anche questa, un super Leonardo Reggio, forse MVP di questa partita con le sue numerose parate. Pallina messa fuori da Gioele Lazzari che sbaglia a rilanciare. E ora Pigato chiama l'intervento della seconda pallina in campo con Cocco e Re Fosco sul punto di battuta. Il 24 tocca per Mattia Cocco, poi Pasquale, la conclusione. Reggio prende anche questa e allora al Palalido di Valdagno 2 Seregno 4 vince questa gara. La formazione allenata da Giaroni Luca si porta a 19 punti in classifica. Valdagno ferma ancora a 9. Finisce così una partita che a tratti Valdagno ha provato a rimettere in piedi, ma che Seregno è stato sempre in controllo della gara. Dunque a Valdagno finisce con una vittoria della formazione di Seregno. E dunque da Leonardo Zordan e Luca Dalla Valle vi auguriamo una buona notte e una buona serata.